Ok, carissimi, stiamo novamente com questa sequência di studi e quanto è meraviglioso vedere quanto è grande e importante studiare e conoscere la parola, e nós stiamo studiando in questo periodo che già stiamo nella lezione 26, mi sembra, no? 28, e questa mutualità una agli altri, e oggi è umiliarsi. E tante volte noi abbiamo un concetto sbagliato di umiliarsi, e vogliamo camminare com esse estudo de vedere que quanto é belo, rico umilhar-se. E umilhar-se é muito collegato à dipendência ao nosso Dio. E umilhar-se agli altri, umiltà, significa sottomettersi, ma non significa perdere la nostra personalità o perdere quello che noi siamo, ma molto collegato con la sottomissione. Humilhar-se e sottomissione é um caminhar insieme. E a parola do Senhor em 1 Pietro 5, 5 a 6, 1 Pietro capítulo 5, versetti 5 a 6, comincia a parlare di una parola di umilhar-se um agli altri molto bella. 1 Pietro 5, 5 a 6. Anche voi giovani siate sottomessi, umilhar-se um agli altri, agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Ele vi innalzi al suo tempo. Quanto è bello vedere qua, rivestitevi di umiltà, Dio dà grazia agli umili, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Questa sottomissione di noi stessi agli altri è vestirsi di questa umiltà, noi possiamo creare una pace e unità con le persone. Noi non abbiamo questo senso di prepotenza con gli altri. Umilhar-se significa una dipendenza al Signore senza perdere quello che io sono. Perciò essere sottomesso non significa perdere la forma come noi siamo stati creati, la nostra personalità. Tante volte noi abbiamo questa superbia, questo orgoglio di farci vedere, difendere i nostri valori e principi, e stiamo perdendo il senso di umiliarsi. Perciò sottomettersi non significa perdere quello che tu sei, ma è dipendere di qualcuno più alto di te e soprattutto il nostro Signore. E questo senso Paolo lavora anche o senso di questa sottomissione soprattutto a Dio, ma come servi degli altri, delle persone. Prima Corinzi capitolo 7, 23. Prima Corinzi 7, 23. Dice così: voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini, ossia siamo servi per servire, ma non siamo sotto la potenza, la guida degli uomini, perché noi stiamo qua per adempiere e fare la volontà del Signore in un modo di umiliarsi a Lui. Perciò che Dio deve essere riconosciuto a questo. Galati Paolo, lo stesso apostolo Paolo, afferma questo, Galati 1,10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Noi siamo qua per piacere a Dio e con la nostra caratteristica, sottomettendosi alla guida di Dio, si umiliando a questo Dio, noi possiamo umiliarsi e riconoscendo che siamo servi, ma non stiamo qua sottomessi all'imposizione della volontà umana, ma della volontà di Dio. Perciò umiltà e sottomersi uni agli altri è una caratteristica che noi dobbiamo imparare senza perdere la nostra identità con gli altri. L'altra caratteristica di umiliarsi uni agli altri non significa che noi dobbiamo stare in silenzio o passivi. Prima Pietro 3, 3 a 4, qua è un brano che lavora molto nella vita di famiglia. Prima Pietro
3:3-4, dice questo: il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste in intrecciarsi capello, non mettersi addosso gioielli di oro, non indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di un spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Perciò Dio vuole che noi come cristiani abbiamo un spirito mansueto, un spirito tranquillo e non l'apparenza di un'arroganza umana. Perciò Dio parla ai nostri cuori con questa caratteristica di essere mansueti, umili, tranquilli, ma non significa di essere delle persone passive. Tante volte noi pensiamo che essere umili, umiliarsi negli altri, è essere passivo senza avere un atteggiamento più attivo nella storia. Noi dobbiamo essere zelanti con la nostra vita. E Gesù ha lavorato in questo, di che la nostra vita deve essere più presente, più attiva, nel senso di umiliarsi e non passiva solo di ricevere. Tante volte noi colleghiamo umiliarsi con passività e non è così. È essere attivo e sottomettersi ao nostro Dio per servire agli altri in un processo attivo. Romani 12:11. Romani 12:11. Quanto ao zelo, não siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Interessante, ferventi nello spirito, non siate pigri. Perciò umiliarsi non significa passività. Umiliarsi è una vita attiva, presente, non di pigri, ma ferventi, non tiepido con lo spirito, ma con un spirito fervente, un spirito pronto a agire come servitori degli altri. Non perdere questo senso di che la nostra vita è proattiva e non passiva nel nostro comportamento. Abbiamo visto nel nostro studio di questo periodo la storia di Mosè, che in quel momento Mosè, in un momento difficile della sua vita, con la sua propria famiglia, si è sottomesso alla volontà di Dio e con mansuetudine ha visto quella situazione anche di tradimento dei suoi, ma lui è stato presente, attivo in una storia di restaurare anche la storia della sua famiglia. E essere fervente nello Spirito è camminare con lo Spirito Santo, con la presenza di Dio, e è Lui che ci guida a questo processo. Terzo punto, umiliarsi significa che noi dobbiamo usare i nostri talenti, la nostra abilità, la nostra capacità verso gli altri. Umiliarsi è essere attivo, presente, non passivo, ma presente e attivo con le nostre abilità. Romani 12:3. Romani, sempre Romani, novamente, capitolo 12, versetto 3. Dice così: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha insegnata a ciascuno di noi. Ossia, che Dio, misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno di noi. Ossia, io devo usare, condividere i miei talenti, i miei doni con gli altri. Perciò umiltà è sapere quello che io sono, riconoscere quello che io sono e mettere in modo attivo a servizio degli altri i miei talenti e le mie abilità e la mia capacità che Dio mi ha dato. Perciò avere questa mentalità di umiltà è pensare in modo umile, semplice, sapendo che io non sono oltre a questo. Io ce l'ho un limite, ma ce l'ho di capacità. E è questo che deve essere presente nella vita di altri. Tante volte noi ci sentiamo più forti degli altri, più capaci, e questa prepotenza non è umiltà. Io devo sapere che ho un limite, ma devo sapere che io ce l'ho delle capacità. E questa deve essere a servizio degli altri. E è questo modo che eu devo camminare. Eu devo riconoscere che la mia capacità e i miei talenti provengono di Dio. 2 Corinzi 3:5. 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 5.
não già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Non è perché io penso che la mia capacità venga da me, ma la mia capacità viene da Dio e io devo mettere questa capacità a servizio degli altri. Umilhar-se é sottomettersi ao nostro Dio che mi guida a servire agli altri. Perciò umiltà significa che dobbiamo usare i nostri talenti e abilità per gli altri. E noi non dobbiamo ignorare quella capacità che Dio ci ha donato. Qual è aquela capacità che tu ce l'hai? Quali sono i talenti che Dio ci ha dato? Quale c'è quella area che è fervente nel tuo cuore, nella tua vita? È questa in umiltà che noi stiamo servindo agli altri. Prima Pietro 1, Prima Pietro capitolo 1, dal versetto 18 al versetto 20. E qua noi possiamo vedere novamente questo talento, l'esempio di Cristo. Prima Pietro 1, 18 a 20. Sapendo che non con cose corruptibili, com argento ou com ouro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandando-vi dai vostri padri, ma com prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchina. Già designato prima della creazione del mondo, ele è stato manifestato nei tempi opportuni, negli ultimi tempi per voi. Perciò questa presenza di Cristo lui manifesta a serviço di noi dobbiamo imparare che quello che abbiamo ricevuto dal Signore è per servire agli altri. Dio vuole e desidera che la sua gloria sia visibile in essere umili uno agli altri. Dio vuole e desidera che la sua gloria possa essere visibile nella nostra vita quando eu metto in pratica questo talento, questa capacità al servizio degli altri. Prima Pietro, sempre Prima Pietro, capitolo 4, 10 a 11. Prima Pietro 4, 10 a 11. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma, ciascuno secondo il talento, ciascuno secondo i doni che ha ricevuto, o carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Come buon amministratore della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come se annunziamo gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come se compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, ao quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Come buon amministratore, metta a servizio degli altri il carisma che Dio ci ha donato. Perciò umiliarsi è sapere che io mi sottometto al Signore che mi guida. Io non pego la mia personalità. Umiliarsi significa que eu não sou uma pessoa passiva em silêncio, mas eu sou uma pessoa ativa, proativa em agir verso gli altri. Humilhar-se significa que eu riconosco que tudo o talento que eu coloco é a serviço degli altri. E é questo modo que eu devo caminhar com le persone, caminhando como um servo. E l'ultima caratteristica, número 4 di questo studio, humilhar-se é uma chiave pelo progresso, pela nossa crescita di vita. La persona che si umilia è una persona che riceve la esaltazione del nostro Dio. È una chiave, è un processo meraviglioso. Giacomo, capitolo 4, fu prima di Pietro. Giacomo 4, versetto 6, no, versetto 6 poi, versetti 6, 7, 8 e dopo 10. Giacomo 4, 6. Anzi, ele ti accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Versetto numero 7. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete ao diavolo, e ele fuggirà da voi. 8. Avvicinatevi a Dio, ed ele si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani,
ó peccatori, e purificate i vostri cuori, ó doppi d'animo. Adesso versetto numero 10. Umiliatevi davanti ao Signore ed Egli vi innalzerà. Umiliatevi è una chiave per la nostra crescita spirituale. Mentre mi umilio, Dio mi innalza. Perciò questa esperienza che Giacomo stava condividendo qua è che Dio lavora in questa legge nella nostra storia. Dio lavora facendo com que nós possamos imparare um novo modo de vivere espiritualmente que Ele te ensina. Mentre estou me humilhando, Dio mi está exaltando. Perciò eu devo avere a stessa mentalità di Cristo. E c'è um brano prezioso que está em Filipenses, e questo brano di Filipenses collega questo senso di umiliarsi e la esaltazione. Filipenses capítulo 2. Umiliatevi e Dio vi innalza. E adesso Filipenses 2, versetto numero 5. Abbiate in voi, il Filipenses 2, 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. E dopo comincia a parlare. O quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio, o qualcosa a cui aggrappar-se gelosamente, mas spogliò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e le ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Si è umiliato e Dio lo ha innalzato. Quando eu me umilho, Dio mi innalza. Tante volte nós cerchiamo la nostra propria giustizia. Nós volemos cercare la nostra, il nostro nome essere innalzato. Ma chi fa questo è Dio, mentre estou me umiliando, in servo, in servizio. Cristo mi ha insegnato questo. Eu devo avere la stessa mente di Cristo Gesù. Perciò Cristo è un grande esempio di umiltà. Cristo que te ha ensinado questo. O texto de Giacomo e o texto de Filipenses são completamente collegados um com o outro, porque a parola de Dio é sempre collegata. E é precioso. Paulo escreveu um texto, Giacomo escreveu o stesso brano com duas pessoas diversas, em località diversa, porque a parola é única, inspirata dal Spirito Santo di Dio. Perciò, se nós abbiamo a mentalità di umiliar-se, nós estaremos dizendo que tutto onore alla gloria ao Senhor. E é collegado com a obediência à parola do Senhor. Quanto più obbedienti saremo, più benedetti saremo. Perciò a vontade de Dio se manifesta e nós avremo dei grandi progressi nella nostra vita spirituale. Ritornando alla storia di Mosè, mentre lui stava se umiliando, Dio lo ha innalzato. In quel momento Dio ha usato delle parole bellissime a Mosè, a quel gruppo di persone che volevano creare un problema con Mosè. Mosè, come mio servo, io parlo faccia a faccia, perché è un amico, è presente. Dio innalza e Dio manifesta la sua gloria. È un progresso, è una crescita spirituale. Perciò la chiave della nostra crescita, la chiave del nostro progresso spirituale è umiliarsi. E eu finiamo questo studio com Isaías 66, 1 e 2, do Antigo Testamento. Isaías 66, versetti 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Così parla il Signore, il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potresti costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, così sono tutte le venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco, su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile e che ha lo spirito afflitto e che trema alla mia parola. Questo grande Signore che la terra non può contenere, questo grande Signore afferma così. Ecco, su chi io poserò lo sguardo? Su colui che è umile.
o segreto di avere una vita benedetta, in crescita, in progresso spirituale, è umiliarsi davanti al Signore. Essere un servo na vita degli uomini. Usare tutti i nostri talenti, usare le capacità che Dio ci ha donato per servire le persone, senza cercare niente di cambio, in ricambio, senza cercare niente in più, sapendo che Dio ci ha donato e tutto proviene da Lui. E come un buon amministratore delle svariate grazie di Dio, io metto al servizio del Signore alle persone. E quando mi umilio facendo questo, Dio mi innalza. E Lui fa questo nella nostra storia. Ha fatto con Mosè, ha fatto con me, ha fatto con te e continuerà a fare con tutte le persone che dipendono da Lui. La chiave di un progresso è umiliarsi. Cristo Gesù ci ha insegnato e noi possiamo scoprire questo. Che Dio ci benedica. Umiliarsi davanti agli altri, servindo um agli altri, umiliando-se, mettendo in pratica tutti i talenti che il Signore ci ha donato, senza chiedere niente, perché la giustizia proviene dal Signore. Grande abbraccio, Dio ti benedica. Ciao.